autoradio e dispositivi satellitari nascosti sotto il letto per un valore di oltre 120.000 euro e rubati la notte fra il 24 e il 25 febbraio scorso alla concessionaria Motorsport di Favaro Veneto. A scoprire la merce e arrestare i presunti autori del furto è stata la GAM, la nuova squadra, gruppo anticrimine Mestre Marghera, GAM appunto, fortemente evoluta dal questore Angelo Sanna per combattere gli odiosi reati dei furti e truffe ai cittadini e compiuti dalla microcriminalità diffusa che imperversa in terraferma. Operazione che è stata fatta e che ha consentito di sottoporre a fermo di polizia giudiziaria 2 cittadini moldavi. L'operazione scatta sabato pomeriggio quando gli agenti fermano un furgone in via Oberdan e all'interno 2 moldavi e un bulgaro. I 3, poca dimestichezza con la lingua italiana e un fare sospetto, hanno attirato l'attenzione degli agenti che all'interno del furgone hanno ritrovato 3 motorini marini con matricola a brase e cavi tagliati. La sorpresa è stata ancora più grande quando, a seguito della perquisizione domiciliare, i 3 avevano una stanza a casa la cognata di uno di loro. Gli agenti hanno rinvenuto celata sotto il letto matrimoniale le 17 autoradio e dispositivi satellitari sradicate dalle auto della concessionaria di Favaro. Trovata anche refurtiva a provento di altri furti, tra cui anche un Xbox 360, vari giochi e alcuni CB. I 2 moldavi sono ora agli arresti domiciliari, mentre il bulgaro autista del furgone è stato denunciato per ricettazione.